Bene, adesso abbiamo un saluto da parte del nostro presidente. Il saluto è registrato in quanto il presidente non poteva partecipare per un impegno improrogabile, quindi possiamo far partire il video. Buongiorno a tutti e a tutte. E per me è un grande piacere essere qui oggi. Mi presento, sono Stefano Melanini e ricopro il ruolo di presidente dell'IPL. Vi do il più cordiale benvenuto all'ottavo appuntamento del nostro ciclo di webinar IPL in dialogo. Con questa iniziativa vogliamo creare uno spazio di confronto nel quale informarsi sui temi attuali, ascoltare le opinioni degli esperti e delle esperte, discuterne insieme, sempre ispirandoci al nostro modo di sapere rende forti. Guten Morgen, es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein und mich vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Stefano Mellarini und ich begleite das Amt des AFI-Präsidenten. Ich möchte Sie alle herzlich zum 8. Veranstaltung unserer Webinarreihe AFI im Dialog willkommen heißen. Mit dieser Initiative möchten wir einen offenen Raum für den Austausch schaffen, in dem man sich über aktuelle Themen informieren, die Meinungen von Expertinnen und Experten hören und gemeinsam diskutieren kann, immer getragen von unserem Motto Wissen macht stark. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un cambiamento significativo nelle politiche del lavoro, politiche che rischiano di modificare in profondità il rapporto con l'orario e la qualità della vita professionale. In Grecia è stato recentemente introdotto il giorno lavorativo di 13 ore, una misura che ha suscitato molte critiche e preoccupazioni per le condizioni dei lavoratori. In Austria invece la possibilità di estendere la giornata lavorativa a 12 ore è in vigore già dal 2018. Sono situazioni simili ma con sfumature giuridiche diverse e che richiedono un'attenta analisi. Infine, anche in Italia si sta valutando la riduzione della tassazione sugli straordinari, una misura apparentemente incentivante che potrebbe tuttavia spingere i lavoratori a fare più ore, senza considerare le implicazioni sociali, economiche e psicologiche di questo carico di lavoro. Questi tre esempi ci mostrano come le politiche del lavoro possano influenzare indirettamente le nostre vite quotidiane. Spesso non ce ne rendiamo conto. Il nostro webinar vuole quindi andare oltre la superficie, fornendo strumenti di analisi grazie all'intervento di due esperti internazionali, un economista greco e un giurista austriaco. Ognuno di loro offrirà una prospettiva unica su come queste misure impattino su lavoro e diritti. L'IPL da sempre promuove insieme ai sindacati e alle altre associazioni la tutela dei lavoratori. Questo webinar è un'occasione preziosa per capire meglio le dinamiche che stanno modificando il nostro rapporto con l'orario di lavoro e per stimolare un dibattito critico e costruttivo. Vi ringrazio per la partecipazione, per l'attenzione e per la voglia di contribuire a questa discussione. Auguro a tutti un buon webinar che sia interessante, stimolante e ricco di spunti. Arrivederci e ci vediamo la prossima volta. Bene, adesso introduco in qualità di economista dell'IPL un po' quello che è il nostro punto di vista. Benvenuti a tutti quindi alla ottava puntata di IPL in dialogo e il titolo che abbiamo voluto dare è quello della nuova trappola dell'orario di lavoro, come veniamo spinti a lavorare di più. Volevamo appunto affrontare il tema delle diciamo, misure giuridiche che possono spingere i lavoratori a lavorare di più in modo anche indiretto, come è il caso appunto della proposta del governo italiano della detassazione. Per fare un quadro della situazione in Italia, tengo a precisare che in realtà la giornata lavorativa di 13 ore in Italia è già prevista indirettamente dal decreto legislativo 66 del 2003, dove si stabilisce il riposo minimo, che è di 11 ore. Quindi, di conseguenza, la giornata lavorativa di 13 ore era in Italia già prevista, è già prevista da tanti anni. Ci sono chiaramente delle limitazioni, ma anche delle eccezioni previste dai contratti collettivi. Le esigenze possono essere tecnico-produttive, mostre e fiere o pericolo grave di immediato. Basta andare sui siti comunque anche delle agenzie interinali per trovare
queste semplici indicazioni. Esiste comunque il limite delle 8 ore di straordinario settimanali e 250 ore annuali. Come detto appunto in apertura, quello che ci ha spinto ad analizzare queste modifiche giuridiche che spingono i lavoratori a lavorare di più è stato sia il provvedimento in Grecia, di cui sui giornali italiani si è parlato un po', senza mai toccare il fatto che in Italia fosse già previsto e contemporaneamente il governo italiano, quindi, e ci ha stupito un po', ci ha colpito questa contemporaneità, ha proposto di detassare gli straordinari passando ad una tassazione agevolata del 15%. Ora, siccome è un po' sotto gli occhi di tutti o comunque per chi si occupa un po' della materia, che non siamo in un boom economico con grandi necessità produttive, appare chiaro che la misura è per dare la possibilità ai lavoratori anche di guadagnare qualcosa in più. Tenuto conto che questi sono dati riportati dal Sole 24 Ore, che è un giornale economico, il principale giornale economico italiano, che i salari reali sono diminuiti negli ultimi 4 anni dell'8,2% al nord, del 10,2% al sud e i dati di Astat locali parlano di un 8,5%, quindi meno 8,5%. Quindi è chiaro che a fronte di questa perdita di potere d'acquisto, la manovra di incentivare gli straordinari anche attraverso la detassazione è un modo per sostenere i salari, ma non tramite la contrattazione, quanto piuttosto con delle misure che il singolo eventualmente può sfruttare per avere una busta paga più sostanziosa. Ehm, ecco, adesso gli darei la parola al professore Vattichiotis che ci illustra invece la situazione in Grecia. Good morning to all. May I start? Yes, please. Yeah. Mhm. Thank you very much for this invitation. To introduce myself, I'm a researcher and economist. I'm a statistician in my graduate studies. I'm teaching in universities in Greece and Cyprus, and I'm working as a researcher in Greek small Institute of Small Enterprises. I will share my presentation now. Fine, I think I believe you can see it now, eh? Yes, yeah, I can see it. Well, I will begin my presentation speaking about the recent past. Exactly what happened during the sovereign debt crisis in Greece, the memoranda years as we call it to now. I'm speaking about the period since 2010 till 2018. During that period, changes in labor law was a permanent conditionality every time when Greece had to cash a reimbursement to pay a loan or to pay Greek bonds in the market. There are more than 100 changes in labor law in these years. The most striking changes was the abolition of collective bargaining. Exactly, this law was voted on February of 2012 as a precondition for a loan from creditors, IMF and European Union to Greece.
The second very important change was the official reductions to salaries of public servants around 20%. In private sector, the reductions were much bigger. In many jobs, there were about 50%. In many jobs, in the overwhelming majority of the jobs, the salaries to now have never reached the level of 2009 or 10. And one more very important achievement for the bosses of that period, it was the establishment of a new category of salaries around 20% lower for the youth. All these changes passed in Greek law under the pressure of Greek industrialists. I must highlight that the monitoring of Greek economy has never stopped. To now, not only in Greece, but in Portugal and Spain too, there is the regime of enhanced surveillance, which will last many decades more, till the time when Greece will repay around the 70% of the loans. The next period begins when the centre-left party of Syriza was government since 2015 to 19. Then the law that abolished collective bargaining remained unchanged. In addition, it became stronger while the government renewed and extended the law. The first law was defining that its power was strictly during the sovereign debt crisis. Under the amendment of the Syriza government, it is in power to now. As a result, the basic wage and salary changes after an announcement of the labor minister. You can see in this table at the right of the slide, it is the wage tracker of European Central Sorry Bank. to interrupt you, but we can still see the first slide only. Sorry. It's Do the first. do you continue to see the first slide? Yes. Are you in presentation mode? Yes, it is in Otherwise, you presentation. can exit the presentation mode and we can see it just, try to share it again. Yes. Okay, now, okay. We can do it like this. Yeah, okay. Now we can see the third slide. Okay, I will Mhm. keep it in this form. Yeah, that's fine. Thank you. In this table, you can see that in Greece, it is coming from the European Central Bank web page, where they follow the percentage of European countries' salarymen who are covered by collective agreements. In Greece, there is the lowest percentage. According to the predictions for the next year, it will be 8% when the average for for Euro area is nearly 3 times higher, 26%. As you understand, there was a very a change in the quality of the bargainings, because
in the period since 15 to 2019 collapsed all the system of collective bargaining in sectors. Not the general one, in the national one, but the second class. That system collapsed in those years, so now a very teeny minority of Greek working class is covered by national or sectoral arrangements. I changed page. Do you see this one with the painting of Dali at Yes, the yes. right? Mhm. So now I'm speaking about the current period under the Greek government of New Democracy. New Democracy is a government of neoliberals with the participation of pro-fascists and ex-supporters of military junta politicians. During these years, since 19, the last 6 years, we have in every year they vote more than one labor law. I have I show the most important of this. The first one is of the law of 21 when in Greece was introduced the digital time card. All these laws have a very basic concept. The ministers were saying that nothing of these laws is obligatory, but we have the right to give, we have the obligation as government to give the right to any worker who want to work more hours. We must shield just this right. The Italian guys can understand it. The then minister, Kostis Hatzidakis, was saying that in Greece there are many people who want to go to collect olives in their villages, so they can work more hours during the summer or the spring. So just in these months, November, December, etc., to go to collect olives from olive trees. The next very important labor law was on 23. Its title was for the enhancement of labor. The previous law title was for the protection not of law of labor. It's my fault. The law of 23 was repeating the right to work 13 hours a day, but in two employers. In that law, we had the legalization of 6th day of work. The much more sectors of the Greek economy had the right to work even on Sunday. Food industry, greenhouses in farming sector, etc., etc. In this law, we had the criminalization of solidarity for first time in Greek law. They voted strict financial penalties when trade unionists tried to close the entrance of a working place during a strike, etc., etc. Do you see the next page with the photo from Etui? Yes. Mhm, yes. Now I am coming to the last law. I presented the previous laws as a means to understand that this was not something very sudden or very extreme in the normality of labor relations in Greece. Now the minister is Anna Kerameos. Like all the previous ones, ministers of labor, she has never worked in her life.
Now she proposed the right to work 13 hours a day in one employer, and as a compensation, a 40% increase in the hour salary. Uh, they repeated that even this reform is not obligatory, it's optional. And if we want to speak about the reality, we can understand that in a country when there is a nominal unemployment of 9%, you can understand that no one employee has the right to say no if the business proposed to him to work more hours than 8 hours. In the same law, there was an article about fast track hiring, and they presented a tool to surpass bureaucracy. And there was to the working day contract. This is the law in very, very few words. What it means, what will be its implications. In theoretical level, we will have a further segmentation of working class and labor relations. We will have, in very practical terms, deterioration of social and family life of working class. We will have an increase of accidents during working hours. Already there are 100, now we are speaking, there are hundreds, 155 dead during accidents in working hours, and there will be a rise in exploitation of working class. It is said that this law was a demand of the sector HoReCa, hotel, restaurant, and catering, and especially the tourist sector, when they announced during the summer that there were 80,000 vacancies. Totally in tourism sector, there are 400,000 working seats. It's about 10% of total labor force in Greece. To put all this in a broader context, to remind you that as you can see in the European map at the right of the slide, Greece to now has the record in working hours in main job. You can imagine what is happening when we add the second or third work where many people are working. In Greece, you can see that the weekly hours of work in main job is 39.8 hours. When the next, yes, there is a country one, yes, there are two countries more where we have Croatia is one of these, where we have 41.4 and 41.7 hours. Hourly, weekly hours of work in main job. Greece has one of the highest weekly hours in the European Union, and as well as has one of the lowest wage and labor cost. All of these are from Eurostat, as you can see. You can see in the table at the left side that the wages and salaries of Greece is nearly half of the average of the European Union. As a conclusion, Greece is a very nice place to come as tourist if you have a lot of money to spend, but not a great place to live or work. Thank you very much for your attention. Grazie, grazie infinite per questa presentazione, perché come avevamo anche detto quando ci siamo
visti, cioè sentiti la prima volta. In Italia arriva poco, anche forse perché c'è una barriera linguistica e non da poco, cioè anche la difficoltà di comprendere i caratteri del greco. E posso dire che io mi sono appassionata alla vicenda greca proprio dopo un breve viaggio ad Atene come turista. E Atene già è diversa che visitare le isole, e da economista, dopo ho iniziato, ho letto tutto quello che potevo leggere, compresi i dati di Eurostat che sono alla portata di tutti, ma non tutti li conoscono nella loro portata proprio di informazioni legate poi alla vita delle persone, a come è cambiata la vita delle persone in questi ultimi anni, diciamo ai margini dell'Unione Europea.